sì, perché tu lo sai che quando io sono qua mi piace recitare in dialetto. Una e mezza. Tanto per non cambiare. Una e mezza. Due brevi. Mezza. Una in dialetto e una in italiano. Incomincio con quelle in Stiamo italiano. carteggiando. E fuori uno, e fuori due, andate. Dai. Esco a fare spesa. Esco a fare spesa, non curante di quanto porto in tasca. Potessi mi nutrerei di sogni a pranzo e cena. Esco a fare spesa, regalano lamentele lungo la via. Ne prendo una mangiato due, quanto basta. Percorro nuovi sentieri, dove sguardi ammutoliti e spenti accorciano le distanze con l'assenza, ed apro le finestre di chi avvilito si ostina a tenere chiuso il mondo in una stanza. Esco a fare spesa, faccio scorta di desideri e sogni e per tutti riempio borse di speranza. Grazie. E siccome sono avolese, sento cantare in dialetto, sento recitare poesie in dialetto. Ma tu ne devi recitare una in dialetto di Alessandria dove vivi da 40 anni. Non riuscirò mai a imparare il dialetto d'alessandrino, lo capisco ma non riuscirò mai a parlare. Ricordo che la prima volta, 40 anni fa, non c'era più l'abitudine di chiamarci terroni, si stavano un pochino aggiornando, però dicevano che eravamo mezzi arabi, parlavamo arabo, non si capiva niente. E un mio collega nell'ufficio ha ricevuto una telefonata della sua sorella e ho sentito rispondere: mi venga nenda a mangiare. Dice arabo a me, abbi pazienza. Come l'hai detto? Mi venga nenda a mangiare. Cioè non ho niente da mangiare? No, non vengo a casa a mangiare. Ah, io non vengo a casa, non torno. Mi venga nenda a mangiare. Ah. Allora, questo è il dialetto che voglio recitarvi, l'ho scritta nel momento in cui c'era l'IMU da pagare. Mi sono immedesimata in una vecchietta, sapete che per tradizione il meridione, Avola, le vecchiette possono essere fortunate sotto un certo aspetto perché bene o male hanno di sicuro una casa loro, perché si è lavorato tutta una vita per avere una casa e se c'è la possibilità per lasciarla ai figli, soprattutto alle figlie femmine nell'antica opinione, perché se la figlia femmina non si fosse mai maritata almeno aveva un tetto dove stare. Quindi un padre lavorava con sacrificio tutta una vita per assicurare alla figlia femmina un tetto, se poi ne aveva ne dava anche maschi. E allora mi sono immedesimata, per chi non fosse di Avola, premetto che Upusteri è il postino, l'affitto di una casa è Uluieri da locazione. L'UE, francese. L'UE. È intitolata Ronna Cisina. Teresa. Rapiti, Ronna Cisina, sogno Upusteri, ma cemono li amme ogni mattina quando sento cacciamare il mio Upusteri. Magari qui me la volesse pigliare, ma mi dice che non aveva colpa, è comandato e me la va a consegnare. Mai una buona notizia sa portare, solo bolletti e cose di pagare, cose che non sa ciui manco chiamare. Passo le mie giornate a fare i conti, o qualcosuzza mi serve per mangiare. A sera a luce a domare e tutte le medicine ciui mi la gli a pagare. Leva ricca, mettere il da, una cosa picchisto e una cosa picchito, non sa ciui chi mi a scommentare. Che poi tante cose io non li capisco, volesse che uno esperto me l'avesse a spiegare. Ma se a casa è la mia, perché il ruoto all'anno mi arriva tutto sto ieri ripagare? Grazie. Saluto il mio amico Vincenzo Morale. E allora un test, voi vi fidate di quello che dico io e faccio io? Dai, un test, vi fidate sì o no? Sì. Voglio sentire. Sì. Vi fidate? Sì. Sicuro? L'importante è che non fai come se io vi dicessi che abbiamo un candidato a sindaco qui davanti che ci sta seguendo, uno che deve scegliere se candidarsi o no, glielo diciamo che si candidi, è una persona per bene, ve lo assicuro, glielo diciamo, si può candidare, d'accordo? Il test ha funzionato qui in piazza, lui lo sta facendo su Facebook. Ecco, il test è fatto. Vincenzo, non è che noi siamo litigati con tutto il potere, litigate con il potere imbecille, tanto per, no? Vieni Vincenzo. Caramba! Saluto e apprezzo questa manifestazione, diciamo, speciale fatta da un mio amico Ciccio, nonché, lo posso dire, cugino Ciccio.
E niente, mi ha fatto commuovere con queste parole che ha detto, veramente mi ha scosso un po', però io ho fatto solo un sondaggio e basta, non è mia intenzione, siccome da qualche mese sono stato, diciamo, solleticato da amici i quali mi hanno detto perché non metti a disposizione della città la tua esperienza acquisita negli anni, da 20 anni e basta, faccio politica in maniera diversa da come l'hai fatto tu l'hai fatto sempre all'avanguardia, io ho avuto così qualche occasione di essere istituzione e ho cercato di fare del bene per tutti, per tutta la mia collettività dove vivo. Dico, ci sono due modi di fare politica, c'è quella che fai tu, che è giorno per giorno, che cerchi di inculcare alla gente che vive in questa città una maniera nuova di vivere e di vedere la vita, e c'è chi come me ha avuto questa disgrazia di fare l'amministratore e quindi soffrire di tutto quello che c'è da soffrire e gioire per quanto è riuscito uno a fare. Solo questo, io non mi voglio dilungare, io mi sono avvicinato perché avevo piacere di sentire e di conoscere la signora che ho letto su Facebook e non conoscevo. Piacere, insomma. Grazie, scusate. Vincenzo, grazie di essere stato con noi, vedi, non tutto accade a caso, vedi, come diceva poco fa il poeta, ma tutto è il caso. Continuiamo nell'altra piazza sopra. La logica vuole quindi che noi alle 8:30 ci si ritrovi al ristorante rustico e chiunque può partecipare, anche amici che si sono aggregati adesso.